Questa è l'unica. Ah, loro mi vogliono forzare per parlare di cose molto complesse. Ja, želijo pač Vesna Jasminka, ste se dogovorili in ga prosijo, da pač govori o bolj kompleksnih stvarih. Ma sono cose bellissime. Ampak so lepe stvari. Io, se abbiamo tempo, ne parlerei anche, ma alla fine. Če imamo čas, na koncu bi govoril o tem. Vorrei prima Prej bi še rad portarvi a un viaggio. vas popeljal na en izlet. Ho scritto bene così? Če je prav napisal, Questa notte ho fatto un po' di lavoro. življenje. Non sono riuscito a trovare qui l'accento sola, non l'ho trovato qui l'accento. In italiano non c'è, no? No, Simone, un'altra volta ho bisogno di te, no? Ще види да вижи. Ни треба все показват, колко мало се отнešla. Abbiamo bisogno sempre dell'assistente. Vedno potrebujem asistenco, še dobro, da vam si nova. Ecco qua. Allora, questo viaggio V tem potovanju è un viaggio ovviamente di impulsi e di conoscenza. je pač potovanje impulsov in znanja. Abbiamo molti modi di affrontare il viaggio, Imamo veliko načinov, kako potujemo. di andare in maniera diretta, Lahko gremo v ravni liti, oppure, e quindi abbiamo una visuale molto ristretta, in imamo potem zelo ozek zorni kot, o abbiamo invece un modo molto più creativo ali pa pristopimo veliko bolj kreativno, che affronta molto di più, ki obsega veliko več, che ci porta avanti e dietro, ki nas pač sopra e giù. prinaša naprej in nazaj, gor in dol. È questo modo qui. To je ta način. Vedete? Vidite, Facciamo questo lavoro, andiamo indietro, gremo basso, nazaj, avanti, dol, alto, gor, dietro, basso, nazaj, e dol. quindi affrontiamo moltissimo. Questo è un modo completamente creativo di affrontare tutti i problemi della vita. In kreativni pristop v reševanju problemov življenja. Ad esempio, Na primer, possiamo vedere questa immagine lahko vidimo to sliko e guardiamo quello che ci appare a prima vista, le piante, la casa. in gledamo rastline, hišo. Ma se guardiamo meglio, Če gledamo boljše, che esce da sotto? kaj je spodaj? Tutto un mondo che noi non vediamo. Svet, ki ga ne poznamo, ga ne vidimo. Anche qui vediamo questa pianta, Tudi tukaj vidimo ma to drevo, se andiamo a guardare bene, ecco il mondo. tukaj je spodnji svet. È importante questo, ma è importante anche questo. Pomembno je zgornji svet in tudi spodnji svet. E se ragioniamo così, In če razmišljamo tako, vedete la pianta quanto lavora in profondità, kako quanto terreno, rastlina dela v tla. e dobbiamo considerarlo come agricoltori questo. In to moramo pač tudi vzeti v obzir kot pridelovalci. Questo è un semplice pascolo, To je enostaven pašnik, ma vedete qua sotto cosa c'è. spodaj pa vidimo, kakšno življenje je. E questo è l'erba normale, terreno con humus, meno humus, roccia. To je pač vedno manj potem vedno manjša koncentracija humusa v globino. L'amico mio della vigna, Prijatelj moj vinogradnik, questo vigneto, to je vinograd, vedete sotto cosa abbiamo? vidimo Se spodaj, kaj imamo, guardate che mondo c'è svet življenja. da considerare. E questo è soltanto un piccolo allargamento del punto di vista. To je samo majhen. Ma se vogliamo lo scenario completo, Če hočemo v celoti pogledati, dobbiamo allargare molto di più.
moramo pa zelo široko la spirale razširiti to spiralo e vedere la nostra realtà in videti našo realnost nel contesto v della terra kontekstu zemlje e del cosmo. in vesolja. Perché così è realmente. In tako je realno. E la spirale ci dà una grande mano. In spirala v bistvu nam da E poi vedremo perché. veliko pomoč, ne veliko pomoč, bomo videli potem. Parliamo di crosta terrestre, Govorimo o zemeljski skorji, suolo. zemlji. La terra è molto grande per noi, Zemlja je velika za nas, ma è piccolissima in universo. ampak je majhna v vesolju. La terra ha un'età Zemlja ima staro, rispetto all'universo molto giovane, glede na vesolje zelo mlada, circa približno 14 miliardi l'universo, 40 cosmo, milijard je vesolje, 4 miliardi e mezzo la terra, 4 milijarde in pol zemlja, circa un terzo. približno eno tretjino, L'uomo, soltanto 600.000 anni, samo 600.000 let, l'uomo antico, star človek, pračlovek, l'uomo moderno, Homo sapiens, Homo sapiens moderno, modern, solo 40.000 anni. 40.000 let. Prime civiltà, Prve civilizacije, scrittura, eccetera, pisave, tako 5.000 anni soltanto. 5.000 let E 60 in anni, 60 let niente, lo sviluppo massiccio je pa di quello che è la tecnologia, masovna razvoj il tehnologije, commercio trženja, in maniera esasperata, nekontroliranih esasperata, načinih, ne? con le conseguenze così drastiche sulla Terra. Z škodljivimi posledicami za zemljo. Ma noi non dobbiamo scordare che stiamo in questo contesto cosmico dove ci sono miliardi di stelle insieme a Tukaj noi, so milijarde zvezd okrog nas, nella nostra galassia, v naši e galaksiji ci sono miliardi di galassie, in milijarde galaksij e qui c'è la Terra insieme al Sole, in to je zemlja skupaj s in un Soncem braccio esterno della nostra galassia. v zunanjem obroču galaksije. Intanto, se abbiamo allargato il nostro punto di vista, lo scenario, intanto abbiamo visto che cosa qui? Če smo Che rešili vediamo? naš scenarij, Date una mano. Abbiamo una spirale, imamo spiralo, vidimo spiralo. come quando abbiamo fatto la dinamizzazione. Kot smo pač to naredili La s stessa cosa. organizacijo. Al centro qui c'è un buco nero. V centru je črna luknja, Nel buco nero c'è una concentrazione estrema di energia e di sostanza, v črni luki je ekstremna Dove le forze- nabor energije, dove le leggi della fisica non contano più. ker sile fizike nimajo. Ma torniamo alla Terra, torniamo alla nostra Terra. Vrnimo se na našo zemljo. Il terreno Zemlja di cui è formata la nostra azienda, na 3 našem ettari, posestvu, 3 ettari, 3 hektarje, 5 ettari, 5 hektarjev, o il nostro giardino di 1000 metri quadrati, 50 metri ali naš quadrati, vrt, ki ga obdelujemo, quel terreno è poco profondo, je zelo malo plitek teren è molto delicato in občutljiv. e noi dobbiamo essere molto attenti In moramo biti zelo pozorni, nel lavorarlo, nel portarlo avanti e nel coltivare. da ga pravilno pač obdelujemo in skrbujemo. E la Terra così, per noi così grande, ma così piccola nell'universo, Zemlja za nas velika, ampak majhna v vesolju. in questo viaggio che vi sto portando adesso non sta ferma. V tem potovanju, v katerega vas zdaj Il viaggio peljem, ni non lo tako. faccio io, il viaggio lo fa la Terra, il viaggio che lo faccio io lo fa la Terra. Potovanje pač zemlja. In questo momento, mentre noi siamo qui, V tem seduti, trenutku, ko smo e tukaj, voi così bravi mi in voi ascoltate, tako pridni, ki me slušate, e io mi sforzo di passare impulsi, in jaz vas silim, da mi dajete impulse. noi stiamo facendo un viaggio velocissimo. Delamo, pač potujemo z zelo veliko hitrostjo, Noi stiamo girando intorno a noi stessi se vrtimo okrog a nas, 1700 km all'ora. 1700 km/h. Rotazione.
To je ta rotacija. Stiamo girando intorno al Sole Okrog in un Sonca anno v enem letu a 107.000 km all'ora. 107.000 in questo momento, v tem trenutku. tutti insieme. Vsi skupaj. Il Sole, il sistema solare, non sta fermo, ruota Sončni sistem ni pri miru stalno, nel vortice della galassia, Via Lattea, in je v relaciji, nel vortice, nella spirale, spirali, a 790.000 km all'ora, 790.000 km/h, ok? È una velocità incredibile. je neverjetna hitrost. Tutta la galassia Cela galaksija non sta ferma, ni pri miru. ruota, si muove nell'universo a una velocità inimmaginabile z neverjetno hitrostjo, a 2.600.000 km all'ora. 2.600.000 km/h. Noi adesso stiamo facendo questo viaggio, Zdaj tako potujemo. tutti insieme, Vsi skupaj. ma non ci sembra che stiamo viaggiando, Ni videti, da potujemo. perché se stiamo sul treno a Če smo v vlaku 300 km all'ora, 300 seduti, km/h, la persona di fronte a noi sembra che sta ferma, oseba pred nami nam deluje, kot da je na miru, perché insieme andiamo a 300 km torej gremo all'ora skupaj s to hitrostjo. e quindi non si vede la velocità. In se ne vidi to hitrost. Ma se guardiamo fuori, Če pa pogledamo ven, gre zelo hitro. Ja, super. le piante, Švigamo. oh, è così anche noi. Se adesso noi riusciamo a aprire la finestra e guardare fuori, è una cosa meravigliosa la velocità che stiamo portando. Ja, tako tudi zdaj, da če bi odprli prečoplo, E noi stiamo qui in questo bellissimo strato. v tem. Questa è la realtà. To je realnost. La crosta terrestre, terreno fertile, Skorja in rodovitna plast, terreno fertile e la roccia sottostante in kamnina spodaj, è pochissimo profonda, je malo globoka, 35-70 km. 30 do 70 km. Dipende se ci sono oceani oppure se ci sono montagne. Če so oceani ali pa gore, E la Terra in zemlja. all'inizio aveva un'atmosfera Na začetku je imela completamente diversa da oggi čisto drugačno stavo atmosfere kot danes. e la vita non è iniziata subito, Življenje ni takoj začelo, però anche in queste condizioni molto difficili, ampak tudi v teh pogojih, ki so bili zelo težki, come per miracolo, kot čudež, è apparsa la vita. je vzniknilo življenje. Delle forme di vita particolari Posebnih oblik življenja, che potevano vivere senza ossigeno, ki so lahko živeli brez kisika, ma in un'atmosfera ricca di metano, ampak v atmosferi bogati z metanom, gas vari različnih gas, plinov, ammoniaca amonijaka, e anidride carbonica. CO2. E se vogliamo fare tutta la storia della Terra in un anno, In če hočemo to zgodovino Zemlje ustvariti v enem letu, la nascita diciamo che sia 1 gennaio della rojstvo Terra, Zemlje je 1. januar, le prime forme di vita negli oceani il 1 maggio, prve oblike življenja v oceanih 1. maj, le prime forme di piante e vertebrati terrestri 30 novembre, rastline in vrtenčari 30. novembra, i dinosauri dinozauri il 15 dicembre, decembra, i mammiferi sesalci a fine anno, 31 dicembre, 31. uomo Uovo, pochi minuti prima dell'ultima mezzanotte del 31. nekaj minut pred Quindi noi siamo proprio 31. decembra. l'impero romano, Rimski tanti imper, anni, 5 secondi. samo 5 sekund. Questa è
della spirale To je spirala della vita. življenja. L'uomo ci sono anni, le prime volte che ha fatto le civiltà. Človek je, E se vediamo če vidimo in un'ora questo sviluppo, v eni uri ta razvoj, qui nasce la terra, tukaj je se rodi zemlja, ma molto presto, zelo hitro, a circa 4 miliardi di anni fa, inizia la vita. 4 milijardi začne življenje. Sono forme di vita molto semplici, Enostavno oblike življenja, con una cellula molto semplice, senza nucleo. z enostavna celica brez jedra, Dopo quasi 2 miliardi po 2 milijardah, iniziano le forme di vita un po' più complesse, začnejo oblike življenja, ki so bolj kompleksne, in cui la cellula comincia a avere il nucleo, la membrana, dove c'è il ko DNA, začne celica dobivati jedro in membrano, procarioti ed eucarioti. prokariote, eukarioti. E ancora più tardi inizia la vita con molte cellule. In še kasneje potem začne življenje z več celic. Guardate qui i primi vertebrali, Prvi nevretenčari, i dinosauri dinozauri e l'uomo sempre qua. in človek. Quindi in questo scenario, se vogliamo osservarlo bene, sono forme di vita molto che hanno miliardi di anni. So oblike, ki imajo milijarde let. E queste forme di vita che noi dobbiamo considerare per aumentare la sostanza organica. In te oblike življenja moramo upoštevati kot Sono questi i nostri povečujemo organsko. alleati, To so naši zavezniki. non questi. Ne, tisti zgoraj, ne. Allora, sulla Terra quasi tutti, la maggior parte, o meglio, la maggior parte Največ dei processi proceso ed effetti in efektov, così importanti e vitali per tutti gli altri esseri, tako pomembni življenjski za vse esseri grandi e esseri piccoli, velike in majhni, sono determinati so determinirani da creature così piccole od malih che sono microorganismi. organizmov. E quello che noi non vediamo To, kar pač mi ne vidimo, è l'invisibile. je nevidno. Allora abbiamo 3 gruppi di microorganismi, Imamo 3 skupine mikroorganizmov, quelli utili koristni Benefici. mikroorganizmi, che sono per la vita, rigeneranti, so regeneracijski, so za življenje, antiossidanti, antioksidanti, fecondità, rodovitnost vita. in življenje. Poi abbiamo organismi dannosi, Potem so škodljivi mikroorganizmi, degenerativni, ossidanti, oksidanti, putrefazione, gnitje, sterilità e morte. sterilnost in smrt. E poi c'è un grandissimo gruppo di organismi neutrali, Poleg velika skupina neutralnih o meglio mikroorganizmov opportunisti, ali oportunistov, che sembrerebbe che loro voglio dire, ki se zdijo, da siano conformati e indirizzati verso chi ha il sopravvento. Leggi la luce neutrale. Vedi? ki so obrnjeni proti objem skupinam. Skoraj. Pronto bene? Pronto bene? Quindi abbiamo organismi utili, Koristne organizme imamo, dannosi, škodljive, e in mezzo v sredini, tanti neutrali. veliko neutralnih. Questi neutrali In ti lavorano neutralni insieme lahko delajo skupaj. a chi ha il sopravvento di questi due. Tisti, ki je močnejši, ki prevlada, ne? S tistim, E quindi ki se prevlada. noi In če, facciamo avere sopravvento a quelli utili, če prevladajo la grande massa di neutrali lavora insieme. velika masa, potem dela skupaj, ne? Ker sodelujejo s temi koristnimi. Questo è fondamentale per noi biblici. A? Tega profesori ne razumejo, to si
zakon. Ja, ja. A veš, kaj to je bistvo tega, da prije do tako enormnega povečanja, Ja. ne, in to noben